Buongiorno, 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 buongiorno a tutti, buongiorno, benvenuti ad una nuova live di Reni Toons, benvenuti a tutti. Allora, siamo qui oggi 30 ottobre 2024, si avvicina Halloween, si avvicina anche il giorno di Ognissanti, si avvicina anche il giorno dei defunti, insomma, il tempo passa. Salve Michele, benvenuto, l'amico Michele ci segue da YouTube, grazie di essere qui con me, con noi, con tutti quelli che si collegheranno durante questa live. Allora, sono uscite altre tre riviste di Sprea Editori, edite da Sprea Editori, e quindi mi devo sbrigare a fare lo sfogliamo insieme se voglio recuperare anche il tempo perso, diciamo così, perché ho tante riviste, sempre loro, che necessitano di un episodio di sfogliamo insieme. E oggi appunto qualche ora fa, 2 ore fa sono andato al mio edicolante e ho preso quella che sfoglieremo oggi, che è questa. Ok? Quindi questo è Anime Dossier dedicato a Candy Candy, e dobbiamo ancora fare lo sfogliamo insieme sia di questa, che è figurine degli anime, ed anche di questa, che è il numero nuovo di Japan Magazine. Japan Magazine è dedicato a piccoli problemi di cuore. Per quanto riguarda figurine degli anime, se ce la faccio prendo anche qualche album fisico. Trovate sul mio canale YouTube lo sfogliamo insieme di gran parte dei miei album di figurine degli anni 80 e 90, e quindi se volete vedere quali sono quelli che ho già, potete andare direttamente sul mio canale. Comunque qualcuno lo prenderò e faremo lo sfogliamo insieme di questa rivista Figurine degli Anime, che io ripeto, nel 2024 è giusto che vengano definiti anime, però io preferisco chiamarli ancora cartoni animati, così come un cartone animato è Candy Candy. Allora, prima di iniziare, sono le ore 11:45, oggi è 30 ottobre, come già detto, 2024, e ci accingiamo a fare lo sfogliamo insieme. Vedete, ve l'ho messa anche lì la copertina di questo speciale, diciamo, di Anime Cult, di questo Anime Dossier. Tra l'altro dovrebbe essere, vediamo un po' che numero è, Anime Dossier numero 5. Questo è il quinto volume di Anime Dossier, che è, diciamo, un supplemento, è nato da una costola di Anime Cult. Anime Cult che ancora non mi pare sia uscito, non lo so che fine ha fatto Anime Cult, comunque staremo a vedere. Ho ingrandito un po' di più questa immagine perché è molto bella, di Candy Candy. Ovviamente oltre a Candy Candy qui si parla le altre orfanelle degli shoujo, vedete, e le altre orfanelle degli shoujo. Quindi chi sono queste altre orfanelle? Alcune sono state messe qui: Anna dai capelli rossi, Heidi, Lovely Sara e Pollyanna. Ok? Quindi diciamo che le orfanelle sono tante, sono molte di più anche di quelle che sono menzionate qui sotto. Allora andiamo ad aprire questa rivista. Ripeto, l'ho presa un paio d'ore fa e non l'ho sfogliata per niente. Allora, ecco qui, la seconda di copertina è l'editoriale. Ok, già qui leggiamo una cosa che ci dà da pensare. Questo numero è uscito tra ieri e oggi, e il prossimo numero sarà in edicola il 10 febbraio. 10 febbraio 2025, quindi tra parecchio tempo. Ok? Davide Castellazzi firma l'editoriale, una serie iconica. Allora, qui ovviamente si parla di Candy Candy, che è l'orfanella per eccellenza di tutte le sue avventure. Terence, il principe della collina, eccolo qua, Anthony, il principe della collina.
Qui quindi vi ho fatto vedere anche quello che è il sommario, ok? Eccolo qua, l'indice o sommario. Vedete che bello che è? Allora, la rivista, la carta ovviamente è molto di qualità, d'altronde Spray Editori ci ha abituato ad una qualità molto buona, devo dire. Le stampe, i colori, guardate, cioè la qualità si vede, quindi diciamo costa di più, costa 12,90, mi sembra, sì, 12,90 e tratta ovviamente non solo di Candy Candy, ma come abbiamo visto anche di Heidi, di Giorgi, Pollyanna, Lovely Sara, Pelin Story, ma erano praticamente quasi tutte orfane. Parecchie vivevano con i nonni o col nonno dell'Alpe, nel caso di Heidi, insomma ce ne sono di storie da raccontare di queste bambine orfanelle, ragazzine orfanelle che poi crescono e vivono tante tante avventure con o senza poteri magici, quindi e qui quindi ne parlano approfonditamente e approfondiscono partendo però e tenendo presente sempre il filo conduttore della rivista che è Candy Candy, ok? Quindi gran parte della rivista è dedicata a Candy Candy, tutto il resto diciamo sono tra virgolette degli speciali messi dentro. Allora, vediamo Michele, per noi quelli che guardavamo la televisione erano cartoni animati e telefilm, esatto. Adesso anime e serie TV, esatto. Tra l'altro la parola telefilm è proprio sparita, cioè nessuno più chiama una serie TV un telefilm. Quindi, e questo mi dispiace un po', perché noi, ecco, Supercar per noi era un telefilm, Street Hawk era un telefilm, Automan era un telefilm, A-Team era un telefilm. Ok, andiamo un po' avanti. Ok, il fenomeno Candy Candy. Allora, Candy Candy fu veramente un fenomeno, anche perché erano tanti episodi. Salve Mirko, benvenuto. Mirko il Panda è tra noi, si è connesso anche lui tramite YouTube. Grazie mille di essere qui con noi. Se volete scrivere nella chat io posso leggere tranquillamente, quindi possiamo avere diciamo un dialogo riguardo a questa rivista edita da Spray Editori. La trovate attualmente in edicola, quindi se volete, se vedete che le pagine vi piacciono, come sono impaginate, le figure e tutto quanto, la qualità, ve lo dico io, è sempre molto molto buona, perché Sprea ci ha abituato. Ma lo sai perché c'erano tutti questi orfani nei cartoni animati giapponesi? Calcola che il Giappone veniva da un periodo non tanto bello, quindi diciamo poi è rinato, è risorto alla grande dopo la seconda guerra mondiale, e quindi penso che sia dovuto a questo, diciamo, all'epoca si trovò con diversi orfani, quindi secondo me per quello, non lo so, se no scrivilo nella chat, magari lo leggo, se tu hai un'idea diversa, perché tra l'altro questi sono tutti degli anni 70 più o meno, questi cartoni animati, quindi diciamo qualcuno, non mi pare che ce ne sia qualcuno degli anni 80, perché parlo sempre di quando sono usciti in Giappone, poi in Italia ovviamente ci è voluto tempo per il doppiaggio, per l'importazione eccetera, e quindi alcuni di questi sono arrivati anche dopo gli anni, quindi sono 81, 82, prima metà degli anni 80, però in Giappone questi sono quasi tutti anni 70, quindi qui parliamo proprio del fenomeno Candy Candy, vedete? E queste sono le riviste italiane, ecco il Corriere dei Piccoli, Telepiù, che le dedicavano, lo so, è per quello, le dedicavano addirittura le prime pagine, vedete come Telepiù, torna Candy, poi diventavano fenomeni proprio. Allora Heidi ha segnato
tanti erano cresciuti senza genitori e hanno riportato le loro esperienze, come ho detto io, quindi negli anni 40, nella seconda metà degli anni 40, quindi negli anni 50, magari sono nati e hanno riportato le loro esperienze. Salve Andrea, benvenuto Andrea, sempre da YouTube, grazie di essere qui con me oggi. Allora, e quindi diciamo che parecchie di queste storie, magari un po' romanzate, ma possono essere anche considerate storie vere, realmente successe. Ok? A parte Remy, che era diciamo un orfanello tra virgolette, perché Remy alla fine una madre la ritrova e la trova, però diciamo Heidi per esempio aveva la zia, tante altre erano veramente orfane o diventano orfane durante il cartone animato, come per esempio Lovely Sara. Allora, all'epoca queste cose andavano per la maggiore, non c'è niente da fare. A seguito del successo di Heidi ne importarono parecchi di queste storie, di queste bambine, per esempio Lady Giorgi pure che venne adottata. Comunque, qui si parla di Keiko Nagita. Una penna poliedrica. Dalla scuola di letteratura alle sceneggiature per i manga, il percorso di crescita di un'abile penna. Ok? Quindi andiamo avanti. Qua si parla pure di Kyoko Mizuki. Kyoko Mizuki, di qua si parla di Kyoko Mizuki. Ok? E poi andiamo avanti. Yumiko Igarashi, la regina degli shoujo. Vedete, infatti poi venne dato proprio un nome a tutte queste serie di anime che vennero definite anche shoujo, così come venne definito shoujo manga i fumetti di queste storie. Ok? Quindi shoujo manga e shoujo shoujo anime, ok? E qui si parla sempre di Candy Candy, ci sono tante, arriva Giorgi, qui si cambia Abel, Arthur, diciamo, e tutti i personaggi di Lady Giorgi, ok? Lady Giorgi è un'altra delle grandi orfanelle della TV, perché adottata poi con i fratellastri Abel e Arthur, comincia a vivere le sue avventure quando decide di allontanarsi da casa, perché guidata un po' dal braccialetto che portava al polso da quando era stata trovata, diciamo da sempre, voleva trovare a tutti i costi la sua famiglia. Ok, quindi si imbarca vestita da ragazzo, insomma, vabbè, Lady Giorgi è una storia che quelli nati negli anni 70 come me, più o meno, anche se sono maschietti, la conoscono la storia di Lady Giorgi, anche perché le reti Fininvest ce l'hanno proposta e riproposta più volte all'interno dei contenitori come Bim Bum Bam o Ciao Ciao. Ok? Qui si parla della nascita di Candy Candy, di un articolo di Silvia Casini. Vedete? Tra l'altro anche i disegni bianco e nero sono bellissimi ancora al giorno di oggi, guardate che belli questi disegni. Oh, qua viene nominato un altro personaggio femminile che ha caratterizzato sempre quegli anni e che molti portano nel cuore, ed è scritto qui, ed è Anna dai capelli rossi e company. Anna dai capelli rossi voleva come una rondine per un nido. Allora, assistente di Yumiko Igarashi, il manga di Candy secondo Igarashi. Vedete, poi c'è pure il manga che sarebbe il fumetto. Al giorno d'oggi anche io prima li chiamavo i fumetti, e adesso però purtroppo mi fa piacere anzi che sia stato dato un nome proprio manga al genere fumettistico. Noi con il termine in italiano, con il termine
fumetti intendiamo anche quelli americani. Tex, per esempio, è un fumetto, gli italiani, quindi che ne so, Topolino è un fumetto, Paperino è un fumetto, tutto ciò che si svolge tra vignette disegnate con sopra una scritta per noi in italiano è considerato un fumetto, mentre il manga è prettamente giapponese, quindi è un fumetto di origine nipponica. Oh, qua parla anche di candy erotica, vedete? Candy erotica. Andiamo avanti. Il romanzo di Candy Candy, scritto nel 1978 da Kyoko Mizuki, narra le avventure della piccola orfana dall'infanzia all'età adulta sullo sfondo della prima guerra mondiale, addirittura della prima, non della seconda. Oh, guardate qui, ci sono due immagini di Candy Candy, una più bella dell'altra, una bianco e nero, come vi ho detto che il bianco e nero rende anche molto, e una a colori. Bellissime queste due immagini, soprattutto anche questo mini poster, lo possiamo definire così. Se ascoltiamo The Rivers of Babylon è uguale alla sigla di Anna dai capelli rossi. Eh sì, perché fuori dall'Italia, tra l'altro, le sigle hanno tutte mischiate. Hanno mischiato l'audio di una sigla con un cartone animato diverso da quello che era in Italia. Ne abbiamo già parlato quando abbiamo sfogliato la rivista dedicata ai 45 giri. Ed è, diciamo, un mio obiettivo cercare di trovare i vinili che sono i corrispettivi dei Fivelandia italiani cantati da Cristina D'Avena, quelli stranieri con tutte le sigle ovviamente diversi, di cartoni animati diversi, e prenderli, perché ho visto che sono usciti, quindi ci sono queste compilation. I 45 giri lascio stare. Qui andiamo avanti, guardate altre bellissime immagini di Candy Candy, Candy Candy, quindi alcune differenze. Una collina per la vita, oh, la casa di Pony, la casa di Pony che stava su una collina, oh, le fonti letterarie e cinematografiche. Guardate che bella questa immagine di Candy Candy con i suoi capelli biondi e un vestito rosso, stivali rossi, e poi c'è il procione che è clean. Il procione non è un gatto, eh? Allora, andiamo avanti. Da Shirley Temple a Little Orphan Annie. Vedi, hanno pure preso, secondo me, per il disegno soprattutto di Candy Candy, hanno preso da Shirley Temple, dell'epoca. Eccola qui, Shirley Temple, ci hanno messo un'immagine bianco e nero, guardate. La vedete lì, poi se cercate su Google Shirley Temple, c'aveva questi boccoli biondi pure lei, e quindi lo zampino di papà Gambalunga, papà Gambalunga, una scorribanda tra gli archetipi. La rivista di Candy Candy, il picco con Sailor Moon, anni 90, qui galoppiamo, opla, mi si gira, andiamo avanti, artbook e volumi. Oh, negli anni, fine anni 80 e per tutti gli anni 90, alle fiere del fumetto, siano esse Expo Cartoon, Romix, Lucca Comics and Games o simili, Etna Comics e via, si è sviluppato, diciamo, la vendita di quelli che sono gli artbook, cioè sono dei libri che contengono le immagini disegnate che riguardano un determinato argomento. A me piace tantissimo l'artbook che ha mia moglie anche di Crimi Mami. Ok, Crimi Mami non rientra perché Crimi Mami c'aveva il papà, c'aveva la mamma tranquillamente che gestivano il negozio di crepe, quindi diciamo non rientra tra le orfanelle. Ok? Quindi questi sono gli artbook e i volumi, però questa immagine è anche molto molto bella. Ottime le scelte
delle immagini da associare a questo volume. Come vedete, bellissime immagini, una più bella dell'altra. Ovviamente questa si trova un po' dappertutto, questa è molto molto famosa, questa immagine. Andiamo avanti. La battaglia legale per il copyright, ecco, e ci hanno messo un bel C di copyright sulla faccia di Candy Candy, e non gli hanno disegnato nel naso, negli occhi, nella bocca, niente. E quindi in Italia, e non solo, non è possibile stampare il manga di Candy e neanche trasmettere la serie televisiva o commercializzarla su DVD, tutto a causa di un conflitto infinito. E quindi vedete che si è fermato Candy Candy, ma infatti poi non l'hanno più trasmesso Candy Candy. Si trova, ma si trova sempre di sguincio, le cose, capisci a me, insomma. E quindi per un motivo di copyright, ecco che non sono stati fatti DVD, Blu-ray, secondo me non mi pare che sono stati fatti neanche album di figurine, proprio si è tutto fermato, diciamo, per un problema a quanto pare di copyright. Se una volta, diciamo, i copyright non erano così importanti, tanto è vero che ne abbiamo già parlato negli anni, soprattutto anni 80, si è sviluppato Mixed Bagliari per la musica, tutti i vari Magnifici 5, Magnifici 7, Special Play Games per quanto riguarda i videogiochi per i computer 8 bit come Spectrum, VIC-20, C64 e compagnia cantante. Quindi diciamo che poi c'erano un sacco di videocassette pure che si trovavano in edicola, con tutti questi episodi di questi anime. All'epoca, diciamo, il copyright era un po' più leggero. Andando avanti, il copyright è diventato sempre più importante, sono state fatte leggi molto precise in merito. Tutto questo, diciamo, è tra virgolette sparito, anche perché con la digitalizzazione di tutto è venuto diciamo, meno la necessità di avere un supporto fisico dentro casa. Uno apre Netflix che ha un sacco di canali all'interno dedicati anche ai cartoni animati, alle serie TV e quant'altro, Now TV, tutte queste varie televisioni, Prime Video, sono riuscito a vedermi tutto Dragon Ball, una puntata di seguito all'altra, sia Dragon Ball che Dragon Ball Z, grazie a Prime Video, me ne vedevo 4-5 al giorno, sono riuscito a vedermi tutto, finalmente Dragon Ball, con un episodio di seguito all'altro, perché diciamo, quando avevo avuto la possibilità io di vederlo, me ne vedevo un episodio, me ne perdevo 5, non ci capivo niente, e quindi poi riprendevo il filo, riuscivo a vedermi altri 2 o 3, poi te ne perdevi 2, e Dragon Ball lo devi seguire dall'inizio alla fine, è bellissimo come storia, come tutto, infatti ha avuto un successo enorme, e Dragon Ball, se però vedendolo tutto senza perdersi un episodio, c'ha tutto un altro sapore, diciamo, Dragon Ball. E così tutti questi che venivano. Grazie Mirko, buon pranzo, buon pranzo. Tanto noi finiamo di sfogliare questa rivista e poi chiudo la live. Ok? Qua c'è Igarashi contro Izawa. Oh, la serie animata di Candy Candy. E qui arriviamo al cartone animato o anime, che dir si voglia, vero e proprio, che è arrivato anche qui in Italia. Ok? Allora, come vedete, qui ci sono anche delle istantanee prese proprio dal cartone animato. Differenza tra manga e anime. Vabbè, qui ovviamente ci saranno le differenze nella storia tra quella narrata nel fumetto, nel manga, e quella narrata nel cartone animato, cioè nell'anime. Grazie a te Mirko, grazie tante di essere passato. Oh, vedete qui quanto c'è da leggere, veramente tanto per gli amanti di questo cartone animato, di questo anime e di questo manga, diciamo della storia di Candy Candy, perché alla fine è una storia, per gli amanti della storia, diciamo, è un must questa rivista. Belli anche questi disegni, come vi dico sempre, bianco e nero. Ammazzavo, ancora le zanzare ci stanno, I personaggi di Candy Candy. Oh, e questo mi fa piacere che ci sia, perché magari
voglio vedere se me li ricordo tutti. Allora, Annie, vabbè, era quella che è stata trovata insieme a Candy Candy, il principe della collina, Albert che aveva perso la memoria, ancora me lo ricordo, quindi Anthony, Terence, l'attore, Terence con cui c'è una lunga storia, Iriza è quella cattiva, l'amichetta cattiva, Neil, imparentato con il fratello di Irisa, che la trattano malissimo a Candy Candy, Alistair, e poi ci stanno gli amici questi qua, Archibald, Patricia, sono tutti amici, poi c'è Miss Pony della casa di Pony e Sor Maria della casa di Pony che l'hanno cresciuta, poi c'è la signora Logan che l'aveva adottata, sia Elroy, mamma mia, il signor Logan, eh, Suor Grey, come non me lo ricordo, il duca di Grancaster, eh, Eleanor, mamma mia, e poi gli animali, c'è Clean. Oh, guardate, qua ci stanno tutte le altre immagini, non so se ve l'ho fatte vedere, vi faccio vedere, ecco, questi sono i personaggi. Iriza è disegnata, pure altri sono disegnati bianco e nero. Mi piace questo contrasto, alcuni a colori, alcuni a bianco e nero, eh. Mi piace veramente, veramente tanto. Poi ci stanno tutti i personaggi secondari. Ok? E andiamo avanti. I lungometraggi di assemblaggio. Per supplire alla mancanza di nuove storie e soddisfare le richieste dei fan, i produttori italiani riciclano le puntate televisive. Oh, vedete come fanno questi? All'epoca poi sul VHS venivano fatti questi lungometraggi che si chiamavano il film che riassume la serie. Non era vero, erano spezzoni dei vari episodi messi con un filo logico minimale insieme per rappresentare un episodio lungo quasi autoconclusivo, anche se poi autoconclusivo non era. Poi con l'avvento del DVD e del digitale e la facilitazione anche di poter, diciamo, tagliare, unire, incollare i vari episodi, diciamo questa cosa prese ancora un po' più piede, soprattutto con il formato MPEG 2 che si trovava poi distribuito su canali Black Channel su internet, sul neonato internet, diciamo, questa cosa prese ancora più piede, diciamo, infatti qui parla dei film VHS e DVD, ok? Andiamo avanti, che siamo quasi a metà. Rinarrare l'incipit, introvabile in Giappone e mai tradotto in italiano, questo mediometraggio è molto ambito dagli appassionati. Allora, era il film di Candy Candy. La colonna sonora di Candy Candy, tanti strumenti e molta esperienza messi al servizio di un anime che lascia spazio a parecchi interventi musicali. È vero, è vero. Allora, ritmi e atmosfere. Eccoci qua, vedete? Takeo Watanabe. Volevo fare una cosa, scusate un attimo, se ci riesco, un attimo solo, poi continuiamo, un attimo solo, ok? Chiudiamo, ok, chiudiamo. Aspettate, voglio fare una cosa sola, una cosa sola. Ok.
Allora, fatto, rimettiamo questo, ok, torniamo a noi, torniamo alla rivista Candy Candy, Anime Dossier, supplemento ad Anime Cult, ok? Allora, quindi stavamo parlando appunto di la colonna sonora di Introvabile. Vabbè, molte cose cominciano a essere introvabili perché qua, come vi ho detto, si tratta di roba anni 70-80, anni 70 in Giappone, anni 80 in Italia, quindi diciamo che sono cose che cominciano a diventare giustamente introvabili. La sigla italiana dell'anime, allora le sigle ovviamente, vedete qui viene menzionato anche, l'abbiamo fatto, lo sfogliamo insieme di quel volume, sigle degli anime, ne abbiamo 3, ci sono mi sembra tutti e 3 su questo canale, sul mio canale YouTube, ce lo sfogliamo insieme di tutti e 3 questi volumi, ok? Tra l'altro l'ultimo molto bello, una live di 2 ore perché era dedicata appunto alla Five Records, ok? E questo ovviamente ce l'ho ed è un 45 giri iconico cantato dai Rocking Horse, che altro non sono che i Super Robots, Rocking Horse, ed è la sigla di Candy, la primissima sigla che è arrivata qua in Italia. Poi ovviamente la sigla è stata anche ricantata dalla regina delle sigle, Cristina D'Avena, Dolce Candy, ok? Un magazine per giovani lettrici. E questi, l'orfanella tutta lentiggini porta una ventata di novità in Italia e fa da apripista ad altri personaggi e manga diretti al pubblico femminile, ok? Allora, ogni tanto sentite questo rumore perché mi arrivano messaggi da tutte le parti, ma non fa niente, noi continuiamo. Il manga di Candy Candy, fumetti atipici, come vedete c'è proprio tutto quello che c'è da sapere su questa storia, sulla storia di questa orfanella. I seguiti italiani. Il successo italiano della bionda, signorina tutta lentiggini, non si arresta nemmeno quando l'edizione italiana del manga arriva alla sua naturale conclusione. Vedete? Andiamo avanti. Candy diventa giornalista e musicista addirittura, ci ricorda Licia. Vabbè, Licia che poi inizia a cantare al fianco di Mirko, perché Mirko era anche lui, faceva parte dei Beehive, aveva una band, suonava e si esibiva, quindi veniva da sé che anche Licia prendesse parte poi a questo mondo della musica. Una originale iniziativa editoriale, questo mi pare che ve l'ho fatto vedere, ce l'ho un paio, 2 o 3 di questi dischi in 45 giri, che è Candy col disco, ve l'ho fatto vedere, andate a trovare la live dedicata allo sfogliamo insieme della rivista, quella dedicata alle sigle, perché lì vi ho fatto vedere che alcuni di questi 45 giri, diciamo Candy col disco, ce li ho anch'io, ok? Candy, in seguito al successo della serie televisiva e della rivista tra il 1981 e l'85, Frabbi Editori pubblica i romanzi di Candy Candy, è vero, me li ricordo benissimo, è vero. Opla. È vero. Allora andiamo avanti. L'addio a Terence, il principe, il finale dei romanzi italiani. Daniele Fagarazzi. Oh, vedete lì una piccola bambina, piccola Candy Candy, che va ad osservare gli uccellini sul nido, ok? Divertenti e istruttivi. Seguendo il trend editoriale del tempo, anche Candy diventa testimonial di alcuni volumi per ragazze ricchi di consigli. Quindi ci sono
all'epoca c'era il manuale delle giovani marmotte, il secondo manuale delle giovani marmotte, il manuale di nonna Papera, ce n'erano tanti, dai, di manuali, e non poteva mancare il manuale di Candy, vedete? E dice Ricco di Consigli, questo non l'ho mai avuto ovviamente, ma magari si trova ancora andando su eBay o da qualche parte, vedete il secondo manuale, quindi sia il primo manuale che il secondo manuale di Candy, per vendere all'epoca, però erano cose fatte anche molto molto bene, che hanno resistito al passare del tempo e sono arrivati, per chi l'ha tenuti bene, anche ai giorni nostri, quindi il terzo manuale e il quarto manuale di Candy. Guardate, questi sarebbe bello magari averli, se non costassero uno sproposito. Sono anche questo testimonianza dei nostri anni 80, dei nostri, diciamo, fine anni 70 in Italia. Ok, un mondo di giocattoli per l'orfanello. Ovviamente non potevano mancare bambole, bamboline e quant'altro, dedicati a questo anime, a questo cartone animato, vedete? E quindi anche dei giocattoli a tema. Michele, quindi tu te li ricordi questi manuali? Io ho ancora il manuale delle giovani marmotte e ho il manuale di nonna Papera. Altri manuali non ne ho presi, non ho preso neanche tutti i vari altri manuali, il secondo manuale, il terzo manuale delle giovani marmotte, ho lasciato stare quello. Poi non si può avere tutto, Guardate poi quando cambiò nome e da Candy Candy l'anime su Fininvest divenne Dolce Candy, ed ecco che i giocattoli riportavano la scritta Dolce Candy, ovviamente anche con un font diverso, ok? Quindi Dolce Candy venne rinominato diciamo, questo anime quando venne trasmesso sulle reti Fininvest, su Canale 5 Italia 1. Guardate che bello, c'è anche un'altra volta la copertina del 45 giri. Sì, Giovani Marmotta e Nonna Papera li hanno ristampati di recente, ma non solo di recente, ce ne sono diverse di ristampe, dalla prima ristampa, mi pare che della fine degli anni 70 fino ad oggi ne sono state fatte diverse di ristampe, Quindi diciamo che tutti i nuovi giovani hanno potuto accedere almeno al classico manuale delle giovani marmotte. Si è sempre trovato in libreria, ok? Un personaggio mille volti. Al teatro, al cinema, in televisione, l'orfanella, tutte lentiggini, continua a incantare il pubblico, non quello italiano però. Beh, in Italia ce la siamo un po' dimenticata, forse proprio a causa di questo conflitto di diritti, di copyright, ok? Che ne hanno impedito appunto la ritrasmissione. Vedete, io ve l'ho nominata Licia, ed ecco che vediamo qui Mirko, Andrea e Licia, tutta la famiglia a completo, guardate che bella immagine. Pasquale e Cristina D'Avena. Il mondo dei live action, quindi parlando dei live action, il primo che ci viene in mente è proprio Licia, Love Me Licia, Licia Dolce Licia, balliamo e cantiamo con Licia, dal Cantagiro a Candy Candy, ed ecco diciamo il grandissimo Douglas Mackin, che era il cantante dei Super Robots Rocking Horse, ok? Quando si parla di sigle dei cartoni animati è inevitabile che vengano in mente questi nomi, quindi Super Robots e Rocking Horse, due gruppi con un'unica e inconfondibile voce, nata a Liverpool e sbarcata in Italia sulla rotta dell'iperspazio, e qui si parla di Douglas Mackin, vedi? Candy, oh Candy, nella vita sola non sei. E qua un'altra carrellata, ovviamente parlando di Douglas Mackin, Lulu l'angelo tra i fiori, Toriton, Blue Noah, Daltanius, Grand Prix, Forza Sugar, Lallabelle, Sanpei, Misha, e ci stanno tutte le copertine. Poi dedicheremo anche una live, e io ce n'ho tantissimi
e anche di compilation su 33 giri, di 45 giri, dei Rocking Horse e dei Super Robots. Quindi e anche questo gruppo fa parte di quelli a cui io sono particolarmente affezionato, come i Cavalieri del Re anche. C'ho tantissimo materiale anche dei Cavalieri del Re, che hanno, diciamo, cantato tante sigle dei cartoni animati. Ok, qua ovviamente non si poteva non menzionare sia Mazinga, per esempio, Ken Falco. Gigrobo loro l'hanno ricantata perché non era la loro, quella originale che venne scelta per l'anime, ma fu quella di Focus, se non mi ricordo male, che cantò Gigrobo, quella vera, ok? Però sul lato B del grande Mazinger c'era appunto Gigrobo ricantata dai Super Robots, ok? Dalle Americhe all'Africa. Anche se i materiali a disposizione non sono molti, Candy ottiene consensi in molti paesi, in particolare nella vecchia Europa. Vedete? Qui siamo sbarcati fuori dall'Italia. Bellissima questa rivista, bellissime queste immagini, tutta bella colorata, la carta molto molto buona che si presta anche a diventare da collezione. Vedete? Siamo all'estero. Ok? Andiamo avanti. Andiamo avanti. Il nuovo romanzo di Candy. Ma sono bellissime queste immagini che stanno qui a tutta pagina. Molti direbbero, ah, così sprecano pagine perché le immagini si trovano pure su internet, ma stampate da un altro pianeta. Cioè, vederle stampate così e vederle su monitor è completamente un'altra cosa, ragazzi, credetemi. Vedete, questi si parla sempre dei romanzi nuovi di Candy Candy. Ok, andiamo avanti. Un importante filone narrativo. Le tristi storie di fanciulli senza genitori affollano i palinsesti televisivi giapponesi, ma spesso tali vicende nascono in Europa, a cura della redazione. E qui ovviamente c'è Anna dai capelli rossi, c'è Heidi, e alla fine anche Goldrick, perché Actarus mi pare che i genitori non ce l'ha. Un orfano e il suo cane. Da un romanzo europeo, una storia struggente che esalta valori importanti e la bellezza dell'arte. Bellissima questa riga, veramente, veramente bella. Un trovatello in 3D, ed ecco che qui si parla di Remy, che come vi ho detto però alla fine, se non ricordo male, la madre la trova, è quella là che sta nella figura grande accanto a Vitali, che è quello lì che gli insegna l'arte di esibirsi per strada con la scimmia, i due cani, tre cani veramente. Insomma, l'angelo tra i fiori, Lulù, bellissimo. Alla ricerca del fiore dai 7 colori. E lei aveva i nonni alla ricerca del fiore dai 7 colori. La biondissima eroina. La disegnatrice di Candy Candy nel 1982 realizza un nuovo filone romantico ambientato nell'Ottocento tra Australia e Inghilterra, con protagonista un'altra orfanella. Lei è la biondissima e unica Lady Georgie. Giorgi che corre felice sul prato, non si poteva non parlare della bambina delle Alpi, ovvero la piccolissima Heidi. Eccola qui, con Peter, Clara, il nonno e Nebbia, il cane. Oh, la bambina dell'amore. Portabandiera dell'ottimismo a qualsiasi costo, la protagonista di questa serie viene sottoposta a ogni avversità, ma nulla sembra sconfiggerla. E questa è Pollyanna.
Pollyanna che sa che in ogni viso è nascosto c'è un sorriso e lo conquisterà. Pollyanna che con la sua dolcezza regala tenerezza e il cuore ti aprirà. Oh, e qui si parla di Lovely Sara, nel classico della letteratura che trasformato in anime insegna ai giovani telespettatori che la vera nobiltà d'animo non risiede nei beni materiali. Esatto. Quindi questa è tutta la storia di Sara. Oh, lovely, lovely Sara. Ok, e qua si parla di Anna dai capelli rossi. Anna dai capelli rossi voleva come una rondine, per un nido non ce l'ha. Storia di una giovane donna che non perde mai la speranza. E questo è per in story. Ma con dirondero scivola la ruota sul sentiero. 5, 4, 3, 2, 1, 0 si va. Qua che dice? Abbracci e trasformazioni. Una studentessa di liceo orfana di entrambi i genitori trova una sistemazione presso la famiglia di uno dei suoi compagni di classe, ma tutti nascondono un segreto. Un orfanotrofio dal terribile segreto. The Promised Neverland. Questi cominciano ad essere più moderni, E siamo infatti agli sgoccioli della rivista, Ed ecco qui c'è anche un indice alfabetico, sì. Guardate, c'è una bellissima immagine di Candy Candy e un indice alfabetico. E poi la prossima volta, quindi a febbraio, troveremo uno speciale dove io penso di ricordarmi ancora tutto riguardo a Ken il Guerriero. Ken il Guerriero, un anime che ha accompagnato, diciamo, la mia vita per tanti anni, sia all'inizio con la prima serie che si vedeva spezzettata su tutte queste reti private, ognuno trasmetteva un episodio, non si capiva niente, guarda, veramente. Ken il Guerriero è un altro di quegli anime che alla fine si capisce quando uno ne viene in possesso di tutti gli episodi e si riesce a vedere dal primo all'ultimo piano piano, uno dopo l'altro, senza che ne salti uno o che le televisioni spesso e volentieri, che ne so, trasmettevano l'episodio 3, il giorno dopo l'8, poi il 4, poi il 7, poi il 9, si capiva niente all'epoca, almeno a Roma, nelle reti private romane, diciamo, perché Ken il Guerriero fu molto complicato da seguire, soprattutto la prima serie. La seconda serie, diciamo, si segue abbastanza, soprattutto la seconda serie inizia quando lui torna col cavallo di Raul e poi deve affrontare diciamo, la scuola di Gento, diventa grande amico del generale Doro Falco, diciamo. Quindi quello è tutto un preambolo poi alla terra dei demoni, dove lui dovrà andare a cercare di liberare Lynn, rapita dalla luce viola, se non mi ricordo, purpurea, che poi viene fatto fuori praticamente subito nella terra dei demoni appena sceso diciamo, dalla nave, e quindi diciamo che quella storia lì si segue un po' meglio da tutta la parte della terra dei demoni, quindi Caio, Io, tutta quella storia lì, il pirata rosso, Orchi il rosso, tutta quella storia si segue meglio. La prima parte di Ken il Guerriero, le reti le trasmettevano molti episodi alla rinfusa e se uno non c'ha poi tutta la sequenza delle puntate, una di seguire all'altra, che poi venne pubblicata anche su videocassetta, bisogna ricordarlo, piano piano, io ancora ce n'ho qualcuna delle videocassette di Ken il Guerriero che vendevano in edicola, quindi poi si segue molto bene, quindi di Ken il Guerriero lì senz'altro lo prenderò, perché come ho detto anche in un'altra live, diciamo, io mi piacciono tutti, come la musica. Dice qual è la musica che preferisci?
mi piace tutta la musica. E quindi però prediligo le sigle le sigle televisive in generale e le colonne sonore ovviamente. E come anime quali sono io sul podio riesco a mettere l'incantevole Crimi Mami e Hokuto no Ken, che è Ken il guerriero. Poi ovviamente però ce ne stanno tanti altri molto molto belli, anche di robot, ma anche non di robot, diciamo tanti altri, Orange Road, per esempio Ranma è piaciuto a me, piace a mia figlia, piace anche a mia moglie. Ranma per me è un cartone molto molto bello. Cara Dolce Kyoko, che Kimagure Orange Road è quasi Magia Johnny, vabbè, mo non mi viene. Vabbè, comunque cominciano ad essere proprio tanti, quindi però sul podio io metto Ken il guerriero e l'incantevole Crimi. Ok, bene, abbiamo visto, questa appoggiamo qua, abbiamo visto e sfogliato insieme anime dossier Candy Candy. Questa ovviamente è tutta una scritta metallica, ci ha abituato oramai Sprea Editori in copertina ad avere delle scritte metalliche, questa parte dietro rossa che fa da sfondo a questa scritta e le altre orfanelle degli shoujo è sempre metallica, vedete? Quindi a seconda di come riflette la luce cambia. Bellissima, bellissima questa rivista. Allora, tanti complimenti di nuovo a Spreditori, vi faccio vedere la quarta di copertina, eccola qui. Per quanto riguarda questa splendida rivista che adesso fa parte anche essa della mia collezione. Oh, è uscita un'altra rivista, ve lo dico così a livello informativo perché non la prenderò, che riguarda i Power Ranger, Megaloman, Spectreman e tutti questi, diciamo, telefilm, chiamiamoli così, giapponesi, che io quello non la prenderò perché proprio i Power Ranger non sono mai entrati a far parte. Ciao Willy, benvenuto! I Power Ranger non sono mai entrati a far parte della mia vita e quindi non saprei che farci, insomma, mentre qui si parla sempre di cose che hanno fatto parte integrante della mia infanzia, della mia crescita. Power Ranger, a me piaceva un po' Spectreman, è l'unico tra tutti quanti, non mi piaceva manco Megaloman, Fiamma di Megalopoli, queste cose qua non mi sono mai piaciute. Quindi però vi dico che è uscito, lo trovate in edicola, sempre edito da Sprea Editori, vedete, vediamo se mette a fuoco. Allora, io devo vedere il driver perché sempre edito da Sprea Editori, c'è diciamo questo speciale dedicato a questi diciamo film di, di, tipo Power Ranger, quindi tipo Megaloman, tipo Spectreman e simili. Io non lo prenderò, se vi interessa sta in edicola attualmente. Ok? Va bene, abbiamo sfogliato, mi dispiace Willy, sei arrivato in finale di live, sono 53 minuti che sto in live e abbiamo sfogliato insieme questo diciamo anime dossier dedicato a Candy Candy. Prossimamente sfogliamo insieme di figurine degli anime e di Java Magazine. Questo già lo trovate, andatelo a cercare perché è una mega live di 2 ore, sigle degli anime, periodo 5 Records 1981-1993 e qui ho fatto vedere un sacco di vinili tra 33 giri, qualche CD, qualche audiocassetta, ho fatto vedere qualcosa e quindi se volete e siete interessati andatevi a cercare questa live dedicato a sigle degli anime. Ok? Detto questo vi invito sempre a visitare i siti che vanno sopra, vedete qui c'è legolando.it che è un sito interamente dedicato ai Lego e ai tutti i set Lego che sono in vendita su Amazon. C'è anche classe74.it che è il sito principale. Ciao Renato, grazie e buona giornata. Aspetto la puntata con il racconto della tua vita. Ah, aspetta Michele. Allora, prima che andate via, voglio vedere se ci riesco. Volevo farvi vedere intro qua che è. Allora, fammi vedere se ci riesco
se ci riesco, volevo farvi vedere una cosa. Allora, H live Reni retro, aspettate, va, voglio mettervi, aggiungi un file, aspettate che se ci riesco volentieri vi faccio vedere un file, aspettate, non andate via, non andate via, eccolo qua, non ripetere, non mescolare. Allora, spostiamola sopra, no, cioè questa più, cioè no, questa non si può spostare in giù. Ah, ecco, ok, allora, ok, voglio farvi vedere, ci siete ancora? Ci sei ancora, Michele? Ci sei ancora, Michele? Scrivimi qualcosa se ci sei ancora o se già sei andato via, perché se già sei andato via non fa niente, lo farò vedere la prossima volta. Ah, ok, pronti? Allora, aspetta, ecco, guardate un attimino, guardate che cosa sto facendo, sempre per quello che dice anche Michele. Aspettate che devo rimpicciolire, se no non la vedete a tutto schermo. Dovrebbe essere a tutto schermo. Vado, vado. Ok, questo era un lavoro che sto facendo, come vedete la sigletta ve l'ho fatta vedere in anteprima, ci sto ancora lavorando, non è la versione finale assolutamente, sto accettando consigli che mi sono stati dati da amici, da mia moglie, eccetera. Questa è la versione che ho pubblicato ieri. Sì, infatti, era quello l'idea. Comunque cambieranno anche le immagini che si spogliano dietro. Ci sto lavorando, però ci vuole quello per fare quei 40 secondi. Ieri tutta la giornata ci ho messo, tutto il giorno, per fare 40 secondi di sigletta. Adesso però ci posso lavorare un po' più velocemente. Voglio rifare, ovviamente quello dietro era un esempio di immagini che potevo metterci, e quindi vediamo, perché quella di raccontare la nostra vita negli anni 80 e 90 era un'idea che avevo nel cassetto e sto cercando di realizzarla. Ok? Andate a visitare anche renijstore.it, andate a visitare magliettevintage.it, dove troverete tante magliette, ed anche starwarsstore.it, che sono i miei siti, e quindi diciamo da lì potete acquistare poi tutta roba in vendita su Amazon. Ripeto, io non ho e-commerce, non ho nulla, a me non dovete dare utente, password, cose, niente. Voi cliccate sull'oggetto o sulla categoria e verrete poi trasportati direttamente su Amazon, e su Amazon farete il vostro acquisto con il vostro username, la vostra password, quello che volete. Quindi diciamo non è un e-commerce, io non vendo nulla, io consiglio cosa comprare su Amazon. Ok? Grazie mille di essere stati qui con me. Vado alla ricerca della sigla finale, Reni Tunes. Ok, e quindi qui ci salutiamo e ci diamo appuntamento alla prossima live. Ripeto, non so quando sarà, però sarà una di queste due riviste, o Java Magazine oppure figurine degli anime. Ok? Grazie a tutti di nuovo, buon pranzo, sono le ore 17:42, live di un'ora precisa e 12 secondi.
Grazie a tutti veramente di essere stati qui con me. 30 ottobre 2024. Un saluto a tutti. Ciao!